e con il 4 stiamo aspettando di capire qual è il secondo centrale che non è stato comunicato. Con il numero 8 Silvia Favaro completa il sestetto. Invece il Fusion Team Volley si presenta con il capitano Gioia Laurenti numero 4, il numero 9 Melissa Malagnini, il numero 8 Marta Pirolo, l'11 Gaia Scottà, il 33 Marta Cigana, il 21 Sara Arbore e il 24 Clelia Di Luzio. Mima, le finali giovanili, le partite giovanili sono spesso caratterizzate dal fondamentale della battuta, che ormai è diventato fondamentale anche perché le altezze sono sempre più importanti anche a questo livello. Quale altro fondamentale in questo caso, quale altra fase pensi che potrebbe essere decisiva? Spesso penso che a livello under 16 in controattacco e poi soprattutto l'uso dei centrali che spesso si vede molto meno a un livello giovanile come questo può aiutare tanto, soprattutto lavoro di palleggiatori, usare quasi tutta la rete, non focalizzarsi solo a un attacco con un attaccante principale, tutto qua. Soprattutto penso che per una squadra come Synergy usare tutti gli attaccanti sia uno dei prime armi che possono usarlo al massimo in confronto. Sì, anche il muro che in questo momento direi non era ben composto. Battuta di Cigana, ricezione difficoltosa di Zanetti, attacca comunque posto 4, rigiocata direttamente del Synergy, ancora palla in posto 4, Murata, fase un po' confusionaria, buono l'appoggio, giocata del centrale, raddoppiato
ancora contrattacco Synergy, ancora posto 4, palla che cade perché non si capiscono centrale e banda del Fusion. Mi sembra di vedere un momento un po' difficoltoso, soprattutto sulle palle non proprio decise in centrocampo di Fusion, che fanno un po' fatica a comunicare. All'inizio della partita si sa che le finali territoriali portano sempre un po' di pressione. Bobbo in battuta, sezione di Laurenti, attacco posto 4, bella palla profonda, fuori di pochissimo. Di pochissimo direi proprio. Di pochissimo. Sì, di pochissimo. È visto che Fusion riceve quell'opposto, quindi questa rotazione di P2 non ha l'attacco in seconda linea da Polarice. Ricezione di Laurenti un po' staccata, palla in 4, attacco Murato, ancora Fusion, di nuovo palla in 4, ancora Murato, ancora nel campo Fusion, ancora palla in 4, questa volta Mura 1. Buona costanza della numero 21 del Fusion, Sara Arbore, che abbiamo visto in questo momento, almeno in questa fase non sta ricevendo, si occupa solo della fase di attacco. Claudio Luzzo in battuta, salto spin, ricezione di Zanetti direttamente nel campo avversario, ancora attacco di Arbore, ancora una difesa difficoltosa di posto 4. Sempre toccando muro, sporcando e con un'altezza veramente notevole a giocare sopra il muro. Veramente direi che Sara Arbore sia uno dei martelli di Fusion che può fare differenza oggi. Ancora salto spin, questa volta decisamente più forte, palla che non tocca, non riesce a contrattaccare il Synergy, palla in centro, bellissima giocata, molto veloce. Finalmente un bel attacco del centrale. Dal centrale, dopo quasi 8-9 punti, abbiamo visto un bel attacco dal centro. Sempre Di Luzzo in battuta. Stavolta prova una palla più lavorata che però finisce in rete. Secondo me voleva mettere proprio una palla molto corta. Con giro di mano. Per questa volta non è riuscito, ma sicuramente come avevi ragione Andrea, loro non ricevono proprio con S1, non ricevono. Contro in battuta, palla molto lunga che esce. Che opinione hai sulle battute salto spin nel femminile giovanile, Nima? Si vedono molto poco, Di Luzzo ne ha appena fatto 2, le trovi efficaci? Salto spin, se hai un braccio è una buona mano, sicuramente a questo livello fai differenza. Se riesci a mettere qualche palla un pochettino più corta su 4-5 metri e nello stesso momento tirare una palla più forte in fondo campo, direi che a questo livello fai una buonissima differenza. Ottimo attacco di giocatrice, penso, con il numero 10, giocatrice molto dotata in termini di centimetri, decisamente probabilmente la più alta o una delle più alte della partita. Va in battuta con il numero 8 Silvia Favaro, batte più a terra, anche qui una botta molto lunga, è il secondo errore di fila da parte del Synergy, che continua comunque a condurre. Si porta adesso in battuta il centrale di Fusion. E vediamo anche Synergy che riceve con opposto e lascia fuori il numero 3 Asia Conte, sì. Asia Conte. Ottima ricezione di Zanetti, palla dietro proprio per l'opposto che però invade, alzata un po' difettosa dopo una buona ricezione come quella che aveva fatto Zanetti. Pareggio del Fusion a quota 7. Sempre Pirolo in battuta, vediamo se proverà ancora la traiettoria verso 5. Ricezione un po' attaccata, salva comunque Bobbo, palla in posto 4 per Laurenti che non riesce ad attaccare,
ricostruzione del libero per Zanetti, Bellissimo attacco molto difeso e mani out proprio su Zanetti. Bell'attacco però da parte della mi sa che decisione di arbitro. Il primo arbitro chiama a consulta il secondo per capire se la palla è stata toccata. La giocatrice subito dice che ha toccato, quindi era un gesto di fair play. Anche per gli arbitri la pressione di una finale comunque non è facile da gestire, ci sta che possano fare qualche errore. Ancora Pirolo in battuta. Sempre verso posto 5, ottima ricezione, attacco del centrale, bellissimo attacco, bellissimo, molto bello. Si porta in battuta l'opposto, Beatrice Penso avrà quindi attacco a 2 adesso il Synergy. P6. Ancora un errore e siamo a 4 battute sbagliate su 9 punti avversari. Un P6 è un po' insolita per far attaccare l'opposto da zona 4. Abbiamo visto molte di queste situazioni ormai anche a alto livello in cui non si fanno più né la P1 né la P6 in maniera tradizionale, diciamo. Ricezione difficoltosa, possono ricostruire solo in bugger, buono l'appoggio, attacco del centrale, bellissimo. Come dicevi tu, l'attacco del centrale è molto importante anche perché ha ovviamente delle percentuali più elevate rispetto a quelli infatti laterali. Soprattutto in controattacco può aiutare tantissimo una squadra. Ora viene chiesto. Time out. Su questa cosa è cambiato un po' il giovanile, se ti ricordi quando magari le giocavi tu, le allenavi tu, le finali under 16 ma anche under 18 erano un continuo palla in posto 4 da una parte, palla in posto 4 dall'altra. Ricordiamo degli scontri Sandona Fusion piuttosto che Sandona Jesolo, molto caratterizzati dagli attacchi laterali e centrali che saltavano a vuoto essenzialmente. Adesso anche nel giovanile invece si vede molto di più l'utilizzo del centrale. Infatti è proprio notevole queste differenze che ormai quasi anche a livello under 14 giocano molto più con un primo tempo diciamo veloce, non più il solito attacco da 3, diciamo mezza in centro, stanno lavorando molto più su una palla più veloce, soprattutto dal centro. Anche col fast abbiamo visto a livello under 14 stanno usando tantissimo. Ancora qualche problema di ricezione per Zanetti che poi è chiamata ad attaccare, rigiocata per Laurenti, splendido attacco, libero forse troppo verso zona 6, lascia completamente spazio in diagonale. Completamente direi fuori posizione per una palla che era quasi attaccata fuori asta, diciamo. Battuta ancora verso Zanetti che sembra l'obiettivo principale, attacco in pallonetto del centrale, difficile la ricostruzione del Fusion, appoggio del centrale, palla ancora per lei, ancora pallonetto, rigiocata del libero verso Laurenti, attacco ben difeso e invasione da parte del Fusion. Anche a me è sembrata un'invasione del Fusion, anche a me c'era l'invasione. Non molto d'accordo coach Chieco, no. Zanetti in battuta per il Synergy, siamo 11-9 per il Fusion. Salto flotto, ricezione staccata di Malagnini, non riesce a ricostruire e invasione da parte di Bobbo. Corretta la chiamata del primo arbitro, ha preso la palla che era ancora nel campo avversario. Alla battuta capitano Laurenti,
continuano a cercare Zanetti in ricezione, che sta effettivamente facendo un po' di fatica, la stanno cercando molto. Vediamo se Minotto continuerà a tenere questa soluzione in ricezione. Ancora Laurenti in battuta, ancora verso Zanetti, questa volta ottima la ricezione, palla in posto 4. Movimento un po' tanto lento, proprio ha fatto una entrata quasi senza rincorsa, e poi soprattutto non si è più lanciato sulla palla, è rimasta che la palla scendesse tanto, e infatti Minotto penso che abbia un po' qualcosa da dire su questa situazione. movimento lento anche dovuto secondo me alla grande altezza della giocatrice della giovane età. Vediamo Michele che cerca di dare indicazioni, di spronare le sue giocatrici che hanno subito un piccolo break. Siamo a 5 punti di vantaggio per il Fusion. E soprattutto un punto un po' di inesperienza, no? Di mettere le mani dall'altra parte della rete nel momento che sei completamente a favore, diciamo, del punto. Loro avrebbero avuto tantissime difficoltà per mettere quella palla di qua, e regali del genere aiutano a aumentare differenza di punti. Ancora Laurenti, ancora sempre Zanetti, salva in qualche modo Bob e fa punta forse troppo corto a posto 5 in questa situazione. Direi che è stata molto brava su questo punto palleggiatrice di Synergy. Ormai è un punto che si vede tantissimo anche ad alto livello da parte dei palleggiatori, però da parte loro direi un po' più evoluta. Viganò in battuta, buona questa volta la ricezione del Fusion, palla in 4 per Arbore, salva in qualche modo, ma ancora invasione da parte di Conte, scusate, centrale. Cigana in battuta per il Fusion, Checco dà qualche indicazione sulla traiettoria. 15-10, sempre verso Zanetti, ancora un tentativo di salvataggio di Bobbo, palla in 4 per Arbore, che appunto in questo momento il problema principale è la ricezione per il Synergy, non riescono a ricostruire. Abbiamo un momento di difficoltà da parte di Synergy, secondo me. Stavano giocando molto bene, invece sembra che è crollato qualcosa, hanno perso delle sicurezze. Ancora Cigana in battuta, sempre ricezione difficoltosa, questa volta dell'opposto. Attacco un po' fortunato, però, che permette al Synergy di fare il cambio palla. Però comunque attaccante di Synergy in questo momento è stata veramente brava, però. Bob in battuta, vediamo se adesso con il ritorno dell'opposto in prima linea riusciranno ad avere qualche sicurezza in più in cambio palla. Alzata sempre verso Arbore, questa volta ben difesa dal libero. Conti in attacco, bella palla, tocca le mani del muro, non riesce a essere difesa da Laurenti. 12-16, prova a rifarsi sotto il Synergy. Direi che su questo punto il libero è stato veramente brava, non è più andata verso il centrocampo, è rimasto nella sua zona e ha difeso una palla che ha portato un altro break per Synergy. Ancora Bob in battuta, non ci voleva proprio, stanno sbagliando troppe. Siamo su 5 o 6 errori in battuta? 6 errori su 17 punti che iniziano a pesare veramente. Di Luzzo in battuta invece per il Fusion, salto spin, buona battuta, ace in compressione nella zona di conflitto tra libero e posto 6. Michele per il momento non sembra intenzionato a fare cambi, però mette 4
ricevitori, ancora di Luzzo salto spin, buona la ricezione di Zanetti, attacco dell'opposto, difesa bel palleggio, Arbore può solo buttare di là in pallonetto, ancora l'opposto, anche qui un movimento un po' legnoso, palla che finisce fuori. Non è enorme il divario tra le due squadre, ma il Synergy sta sbagliando molto di più del Fusion in questo primo set. Proprio anche in controattacco, loro comunque fanno fatica anche da zona 4, spesso vanno a forzare troppo, a parte il numero la seconda linea, bravissima. Volevo dire proprio in questo momento, tranne il numero 3 che ha fatto solo un errore in attacco, il resto ha avuto più occasioni di chiama una giocatrice per entrare, contro in battuta, ricezione slash da parte del Fusion, attacco di Penso da 0-2 e invasione di Fusion, se ne accusa prontamente dal numero 8 Pirolo. Tempo chiamato da Fusion, 19-14. Chieco non vuole assolutamente far riavvicinare la squadra avversaria, interrompe il set. Devo dare punti? Ancora Conti in battuta, tentativo di rimonta da parte del Synergy, vediamo se batterà per provare a far punto o se giocherà in sicurezza. Tira fuori di 2 metri, decisamente la battuta e la ricezione sono le due cose che coach Minotto dovrà cercare di sistemare nel prossimo set, perché avranno regalato proprio due fondamentali, una decina di punti che a questo livello sono impensabili. Sicuramente coach Minotto lo sa che non può battere il leggero e provano a battere il più pesante, però errori di 2-3 metri non sono da poco, magari rischierei un po' più sul nastro. La battuta invece sta funzionando molto bene per il Fusion Team Volley. Abbiamo Arbore in battuta, qualche indicazione dell'arbitro alle giocatrici in panchina. Una battuta molto buona di lei. Ottima ricezione però, attacco di Penso, difeso, alza il libero, ottimo attacco dell'opposto, bella difesa, attacco di Zanetti che fa una palla corta, ancora opposto Fusion, ancora difesa, bellissimo scambio, vediamo dove andrà l'alzata, subito un'alzata di prima intenzione, ancora Zanetti che in qualche modo riesce a salvare il pallone. Qui alzata molto difficoltosa del libero, non ne approfitta però il Synergy. Penso in battuta, il nastro aiuta il Synergy a ottenere questo punto. Ho visto gesti di disperazione di coach Minotto dopo questo scambio lunghissimo. Spieghiamo però, si è visto un'azione molto particolare che si comincia ad allenare in questi anni. Il libero ha visto che la squadra avversaria era in situazione non ordinata in difesa dopo il salvataggio e ha alzato di prima intenzione senza appoggiare il palleggio. Direi qualcosa di alto livello veramente in questo momento. Vuol dire però che la stanno allenando durante la settimana questa cosa, no? Sì, infatti per fare una cosa del genere alla finale vuol dire che ci hai lavorato parecchio. Battuta di Bampa, entrata
proprio per la battuta e la difesa. Ottima ricezione di Malagnini, difesa di Bobbo che non riesce a tenere. Chiude subito il cambio. 22-15, serve abbastanza un miracolo in questo momento al Synergy per rientrare in partita su questo primo set. Considerando che 7-8 punti solo di battuta più un paio di attacchi e sono intorno a 10 punti regalati alla squadra avversaria. In battuta con il numero 8 Pirolo, sempre verso Zanetti, ottima ricezione, alzata per Penso che deve aggiustare una palla un po' bassa, rigiocata per Laurenti, buona difesa, ancora chiamata Penso ad attaccare, alzata in posto 4 per Laurenti, invasione del muro del Synergy, e punto numero 23 per il Fusion che si avvia a vincere questo primo parziale. Soprattutto un attacco molto buono da parte del numero 4 che direi a questo punto è passato proprio mezzo al muro. Ancora Pirolo in battuta, ricezione di Zanetti, chiamata poi ad attaccare, buon attacco e palla che esce. No, non ho capito, infatti non ho capito cosa ha chiamato l'arbitro. ha chiamato In questo momento palla sull'asta, ha chiamato palla sull'asta. ma allora gli arbitri dovrebbero dire che la battuta non è del Synergy. C'è un attimo di confusione. Discussione tra il primo arbitro e Bobbo. Forse non l'abbiamo visto bene noi, ma Non ho capito, sembrava attenzione, chiaramente di nuovo chiamata a parlare. Stiamo aspettando di capire il punto del Fusion, punto numero 24. Evidentemente il secondo arbitro ha segnalato un attacco sull'asta o una palla in campo dopo il muro. Quindi punto numero 24, primo set point per il Fusion con Pirolo in battuta. Ancora verso Zanetti, ci sta sui 3 metri, sempre Zanetti ad attaccare. Bel salvataggio del centrale, palla che però esce. Quindi allunga il parziale il Synergy. vedi Andrea, anche su questa palla numero 6 ha avuto un bellissimo colpo di attacco, è riuscito con una palla molto staccata a giocarlo molto alto e metterlo su una palla fastidiosa su 5 metri. Chiede formazione il capitano del Fusion Laurenti. Tutto a posto, di nuovo P6. Anzi no, in questo caso P5, scusate. P5, ma Una P5 togliendo S2 che finora aveva sempre ricevuto. sì, infatti. Quindi entra in ricezione S1. Batte Bellin, ricezione difficoltosa del libero. Free ball, vediamo chi attaccherà, palla al centrale. Buona questa volta la difesa di Arbore. Palletta di Laurenti che viene salvata, attacco dai 4 metri di Zanetti che cerca un colpo lungo ma esce. Primo set allora chiuso 25-16 per le ragazze di Chiepo. Come abbiamo detto dovranno lavorare, cercare di risolvere i problemi a muro in battuta. La battuta in questo momento sta facendo una grandissima differenza, penso a livello intensità di battuta e anche
a livello di costanza Fusion sia migliore, forse ha sbagliato solo una battuta in un set e in più sono riusciti sempre a battere con delle battute molto fastidiose. Vediamo che correzioni e nel caso che cambi farà coach Minotto. Ci rivediamo tra pochissimo all'inizio del secondo set. Tutto pronto per il secondo set, vediamo delle formazioni, nessun cambio ovviamente in campo Fusion, ma mi sembra che sia la stessa formazione anche quella del Synergy. Minotto in questo momento sta dando molte indicazioni alle ragazze della panchina. Sì, ripartono con le stesse formazioni entrambe le squadre. In P3 Fusion e in P3 anche il Synergy. Posizione dell'opposto per il Fusion, palla in 4 per Arbore, bel colpo lungo, una bellissima difesa del libero, attacco di Conte e invasione da parte del Fusion. Prima tra i due set io e Andrea stavamo parlando sulla ricezione del numero 11 che un po' spesso fa molta fatica anche adesso, questa volta invece riceve benino. Positiva e prima fast esatto. Dell'incontro, molto bella, in partenza proprio da base fast e ottimo attacco. Anche questa è una palla che in giovanile, soprattutto in 16, non si vede così spesso. Si vede veramente poco.
non vorrei vantarmi, però io sono stato uno dei pochi allenatori di avere spesso fast nel suo repertorio, grazie a alcuni centrali che ho avuto dell'età del 2001 e 2000. Ottima battuta di Cigana, peccato perché la rigiocata è troppo alta e tocca il soffitto di questo splendido palazzetto che ha veramente un sacco di spazio a disposizione, forse un po' basso, Un pochettino, sì. ancora Cigana in battuta, non cambia il piano di gara di Chieco, le battute sono sempre contro Zanetti, alzata di Bobo in posto 4, bell'attacco, difesa direttamente nel campo del Sergi, ancora palla molto alta in posto 4, ancora Conte ad attaccare, stavolta il centrale viene murato, chiamata accompagnata da parte dell'arbitro, forse un po' fiscale in questa situazione. Io purtroppo avevo il palo davanti e non sono riuscito a vedere, ma come dici tu sicuramente è stato un po' troppo fiscale per una finale. Si è visto cose peggiori anche a livelli più alti. Ancora Cigana, ancora verso posto 1, ottima ricezione di Zanetti, palla per Conte, attacco murato, un po' di disordine, Arbor in attacco, molto lungo, non c'è il tocco del muro assolutamente. Punto numero 3 per il Synergy. Però mi sembra Synergy sta diventando in posizione di P4, P2 e P3, sta diventando solo palla alla banda numero 3 e basta. Sì. Non stanno usando seconda linea, stanno usando veramente poco la centrale e effettivamente il muro di Fusion ormai va a occhi chiusi. Continuano le difficoltà in battuta per la squadra di Minotto, e qua una battuta non forzata che finisce direttamente in centro rete del numero 1 Viganò. Di Luzio in battuta, palla bellissima che finisce sulla linea, tra l'altro molto particolare, un palleggio batte salto spin, solitamente sono gli opposti, i centri, no, ma un palleggio che batte salto spin, e poi soprattutto con questa manualità qua, Andrea, si vede veramente poco. Sì. Ancora Di Luzio, cambia il ritmo della battuta, incredibile, Chieco fa un sorriso, come dire, proprio soddisfatto di questa giocatrice, molto intelligente in fase di battuta. 6-2 per il Fusion, subito time out da parte di Minotto. Ecco, direi che, come stavamo dicendo prima, no? Se hai un po' di manualità, riesci a mettere una palla bella forte in fondo campo, poi cambi e metti con un bel giro la palla su 4-5 metri, sorriderei anche io in panchina. Cosa che però difficilmente si vedono nel 16, ma ti dico sinceramente difficilmente si vedono anche a livello di Serie B, cioè, dubito che ci siano molti giocatrici capaci di variare così tanto la battuta. Sicuro è un punto a favore di come, insomma, il Fusion allenano questo fondamentale che sta nettamente incidendo nelle sorti della gara. Non si può negare questo lavoro, sono d'accordissimo proprio con questo. Finora io ricordo a memoria 2 errori e almeno 8-9 ace, quindi Sì. decisamente un rapporto soddisfacente. E Questa volta la colpisce molto male, ma insomma credo si debbano accettare questi errori quando la battuta sta andando così bene, perché stanno cercando di fare punto. In questo momento darei un punto a favore di Michele Minotto, direi che è stato punto suo, grazie al time out ha portato a casa questo cambio palla. Come tutti gli allenatori tu vorresti l'istituzione degli scout del punto dell'allenatore dopo il time out. Bob in battuta, palla molto a filo, ricezione staccato dalla numero 11 che poi è chiamata ad attaccare, ottimo attacco, tutto braccio, rigiocata ancora per Conte, murata, autocopertura, ancora Conte in attacco, ancora toccata a muro. Di Luzio apre per l'opposto,
difesa molto difficile, salva Bobo ma nessuno da una mano. Ai ai ai. Una difesa così a filo magari centrale poteva essere un pochettino più reattivo. Esatto, reattivo, che giocarlo subito di seconda. Arbor in battuta, ancora verso Zanetti, palla staccata, alzata ancora verso Conte, rigiocata dal centrale, ottimo palleggio, e Laurenti che carica il pubblico, grande personalità questa ragazza. Direi anche un bellissimo colpo su 4 metri, non è da poco. Ancora Arbor in battuta per il tentativo di fuga del Fusion, 5 lunghezze di vantaggio, battuta questa volta bella presa che però finisce fuori. Abbiamo preso un po' di sfortuna il Fusion, dopo che abbiamo fatto la battuta 2 errori su 3. Fortuna che speriamo che Carlo non senta questa telecronaca. Conte in battuta, principale terminale offensivo del Synergy finora. Ricezione perfetta del libero, alzata, scappa un po' via. Bassetta direi questa alzata. Difesa non perfetta di Luzio, e anche in questo caso come per il Synergy prima, risultata che si infrange nel tetto del palazzetto. 5-8 il Synergy prova a rientrare con Conte in battuta. Ora sicuramente continuità in battuta di Synergy può aiutare tanto, che purtroppo mette ancora errore, un errore non di poco, un errore con una differenza di 2-3 metri. P6, anche questa P6 molto P6 particolare. molto particolare. Ottimo attacco di Zanetti. Diciamo che con tutte queste rotazioni particolari secondo me gli arbitri non fischiano più il fallo di rotazione perché non capiscono se c'è o no il fallo di rotazione. Ci sono dei cambiamenti ogni volta diversi, facciamo fatica anche noi subito al momento a capire se le posizioni sono giuste. Sì, sicuramente anche gli arbitri sanno che uno se fa queste cose sta attento di non fare fallo e avrà studiato per ore e ore. Adesso trovarsi in questa situazione. Ottima ricezione, attacco di Cigana. Cigana se non ha il 100% al 90%, le poche volte che è stata chiamata in attacco ha sempre risposto presente. Forse veramente un punto l'ha fatto un pallonetto dall'altra parte, per il resto è andato sempre a punto lei. In battuta Scottà per il Fusion, 16 per la squadra di Chieco, palla forse usciva, ricezione difficoltosa della nuova entrata, la numero 4 Sofia Rosso, chiamata proprio per la ricezione al posto di Asia Conte. Chieco intanto dà indicazioni al capitano Laurenti. Ancora Scottà in battuta. Per Zanetti, buona ricezione, dopo Zanetti chiamata ad attaccare, difesa di ogni fast e ancora punto di Cigana. Bellissima questa fast, Bellissima. anche su palla staccata. Molto bene, lunga rete, ok, ha un stacco completo, direi perfetto, e ha un fase di volo molto buono, nonostante che non sia proprio altissima. Ancora Scottà in battuta, questa volta palla corta e ancora un ace, 13-6.
Michele, nonostante i cambi, non riesce a trovare un po' di solidità in ricezione. Il Fusion sta veramente vincendo la partita in battuta in questo momento, non solo ma principalmente in battuta. E secondo time out chiamato da Andrea, ti devo dare proprio ragione, perché in questo momento solo la differenza si vede solo in battuta, e poi magari in contrattacco tutte e due squadre mettono giù i punti, ma la battuta in questo momento Fusion sembra che giochino una grinta un po' più diversa, direi. Sì, diciamo l'andamento di questa partita rispecchia comunque le partite del girone, vinte entrambe dal Fusion Team Volley. Speriamo il Synergy riesca a rientrare, perché avere una finale un po' più combattuta di sicuro sarebbe bello per questo palazzetto, che è praticamente gremito dai tifosi di entrambe le squadre. Ancora Scottà ai 9 metri, battuta su Zanetti, palla slash, rigiocata di Laurenti, buona la difesa, Penso chiamata ad attaccare, palla di seconda di Ruzza che non cade, questa volta Murata Cigana che non riesce a giocare il pallone, ma insomma primo errore della sua partita. Abbiamo visto dei scambi molto belli, delle difese fuori posizione, perfino a palleggio a una mano da parte di numero 24, palleggiatrice di Fusion. Opposto in battuta per il Synergy, buona ricezione, palla direi che sia doppia fischiata giustamente. In questo caso c'era il fallo del palleggiatore. Ho parlato del bellissimo palleggio di Fusion e ha fatto doppio, meglio che non diciamo veramente niente. Se Chieco ci sente. Ancora Penso in battuta, vediamo se riescono a trovare un po' di continuità in questo fondamentale. Palla che finisce sul nastro. Un po' di comprensione tra la centrale e il libero. Chiama time out, interrompe subito Chieco, che sta parlando con la sua centrale. In questa situazione era proprio davanti alla linea di ricezione del libero. Come vedi, appena il Synergy riesce a mettere insieme 2 o 3 battute consecutive, poi la difesa ce l'hanno, perché riescono bene a difendere gli attacchi avversari, quindi è proprio una questione di riuscire a trovare continuità nel fondamentale della battuta. Adesso siamo 13-9, una buona occasione per rientrare, perché non avendo neanche il Fusion la seconda linea, non abbiamo visto seconda linea, ovviamente la situazione di attacco a 2 dove il palleggio è in prima linea è più difficoltosa per il loro cambio palla. E però dopo il time out, errore in battuta di Penso, veramente con una battuta che sfiorava quasi il soffitto del palazzetto. Laurenti in battuta, il capitano sempre verso Zanetti, che poi viene chiamato ad attaccare, una palla che viene murata. Ancora Laurenti in battuta. E sono in questi momenti che direi Synergy avrebbe bisogno di un attacco in più in centro, anche con una palla un pochettino più staccata. Come Ottima questa palla. Subito attacco del centrale, questa volta pallonetto, palleggio di là di Luzio, palla in 4 molto alta, più spinta invece la palla per Arbore, difende ancora per Zanetti, attacco murato auto. Cambio, rientra Conte, che va in battuta Zanetti proprio dopo il punto fatto. (15-10) per il Fusion, prova a rientrare il Synergy, vediamo come si comporterà Zanetti in battuta. P3 per il Fusion, occhio alla fasta di Cigana su
ricezione positiva. Buona la battuta, palla molto staccata, attacco dai 4 metri di Arbore, difesa da Zanetti, attacco in bugger da parte di Conte, non riescono a rigiocare, ancora Arbore chiamato ad attaccare e grande attacco questa volta su palla decisamente positiva da parte di Luzia, che spinge in palleggio decisamente di più rispetto a Bobbo. Anche in questo momento io non sono riuscito a capire, nonostante di avere attaccanti, due attacchi e poi in prima linea, non usano mai in seconda linea, e la centrale che non va ancora sulla banda e rimane là a guardare, e lei è entrato proprio dritto per dritto in mezzo al campo. Battuta di Cigana, ricezione difficoltosa, attacco ancora dei 4 metri di Conte, giocata per Arbore, bellissima palla lavorata in diagonale stretta da parte di Arbore. Direi che è arrivata un po' tardi, però ha gestito bene, molto bene, però ha una bellissima alzata da parte dell'alzatrice. Cigana in battuta, questa volta verso Penso, non c'è più Zanetti in campo in questo momento, alzata per Conte che viene murata, ancora palla per Conte, ancora muro, vediamo dove andrà questo pallone, ancora in posto 4 e ancora muro. Abbastanza incomprensibile non chiamare mai attaccare l'opposto alla seconda linea e dare 5-6 palloni consecutivi. Opposto, no? Sì. Un opposto di quasi 1,90 m che potresti usarlo tanto. Sotto gli 8 punti proverei almeno a coinvolgere un po' di più gli altri attaccanti. Ancora Cigana in battuta. Stavolta buona la ricezione di Penso, subito provato ad attaccare il centrale. Il primo tempo che è rimasto quasi sotto rete purtroppo. Però anche qui, non avendo mai l'attacco, giocano praticamente su metà campo, è difficile trovare un attaccante smarcato, no? Cambio in palleggio, entra col numero 13 Martina Mille Masiero, palleggio molto alto, vediamo come si comporterà e se varierà un po' il gioco. Penso che Minotto ha visto la difficoltà di sua palleggiatrice in gioco di primo tempo, purtroppo 2 alzate sono rimaste molto basse e lui 4 cambi per il Synergy. Cigana, posizione del libero, ancora parla Conte, questa volta parte bene in diagonale. Cambio palla del Synergy, 11-9, un altro cambio, entra con la numero 11 Giada Polesel, esce con il numero 8 Silvia Favaro. Erano i 2 centrali in ballottaggio già prima della gara, vuole vedere qualcosa di diverso il coach Minotto. Viganò in battuta, ricezione staccata, ancora difficoltoso di numero 11, e questa volta Arbore lavora la palla ma non riesce a passare la rete. Sì, abbiamo il numero 11 un po' in difficoltà, però questa era una palla che si poteva attaccare di là senza sbagliare direttamente. Ancora Viganò in battuta. Ho visto la correzione del Chiecco sul lavoro della palleggiatrice, che l'ha chiamato più verso zona 3. Ace di Viganò, il Synergy prova a rientrare, subito time out da parte di coach Chiecco. Sai che coach Checco non lascia mai più di 2 punti consecutivi al Synergy, è sempre chi chiama subito time out, nonostante uno stacco di 6 punti. Ci sono allenatori che solitamente si tengono sempre un time out per gli ultimi 4-5 punti, mentre oggi vediamo che vengono chiamati molto presto durante il set per dare indicazioni appena vedono qualcosa da
da correggere. Infatti sono d'accordo con te, perché Minotto è in difficoltà e chiama time out, invece coach Checco appena subiscono un ace oppure perdono un punto in controattacco, subito chiama time out. Ancora mica no, vediamo dopo il time out il terrore di ogni allenatore cosa succede in battuta. Buona la battuta, buona anche la ricezione, palla per Arbor in posto 4, difesa, appoggia il palleggio, libero sempre in posto 4, Murato, bella copertura, ancora posto 4, pallonetto, no, invasione da parte del Synergy, in effetti la rete si è mossa molto. Probabilmente proprio il palleggio è finito in fallo di invasione. Battuta di Luzio, spin, bellissima ricezione. Qui si vede un po' la mancanza di esperienza da parte del palleggio, che va un po' timido in questo contrasto a rete. 21-13. Ancora di Luzio in battuta. Gran bella battuta. E ace, terzo della gara per Di Luzio. Penso che Di Luzio con la partita di oggi mette una mano su MVP. Decisamente, nettamente la migliore in campo per tutte e due le squadre. Sì. Ancora ace, una palla che sembrava lunga. 23-13. Entrare in campo da quella distanza lì, neanche 1,5 metri dal fondo campo, per me era out. Questa volta batte più corto e anche un altro ace. Cambio del libero, esce col numero 15 Stocco e entra anche per la fase di ricezione Dalio, che prima faceva solo la parte di difesa. 24-13, set point per il Fusion. Con la ricezione difficoltosa di Bampa, salva Dalio, ma non riescono a buttare la palla di là. 25-13. Prima un set fotocopia di quello precedente, Fusion che batte molto bene, spinge molto bene in battuta e che ha anche delle soluzioni in più in attacco. Synergy che fatica sia in ricezione e che forse dovrebbe provare a, rischiando magari a cambiare un po' il gioco, perché stanno attaccando solo da posto 4 e sono ormai marcatissime. Mai giocato da seconda linea, mai giocato con una centrale, con una palla un po' più spostata magari verso 2, e sempre rimanendo in metà della rete faranno molta fatica. Vediamo, il terzo set è sempre un set dove si possono consumare dei ribaltoni, vediamo cosa succederà, ci sentiamo fra pochissimo.
Tutto pronto per il terzo set della finale del campionato Under 16 femminile Banca Ania, main sponsor della manifestazione. Il Synergy proverà a riaprire, vedremo se Michele proverà a cambiare un po' il piano partita o se semplicemente cercheranno di sistemare. Intanto prima variazione, cambio del palleggio, rimane in campo Martina Milva Masiero. Nessun cambio invece per il Fusion che batte con Laurenti, ottima ricezione di Zanetti, attacco di Conte, ben difeso da Malagnini. Vediamo ancora palla Conte, molto precisa, bell'attacco. Ecco, diciamo comunque sempre in banda ma palle decisamente più precise in questo momento. Anche senza salto, ma semplicemente precisa. Magari stanno lavorando su una palla non tanto corta come quella della palleggiatrice numero 2, con una palla più vicina all'asta, sfruttando magari il mani di muro o situazione ancora difficoltosa. 11, bella difesa. Queste sono situazioni tipiche del giovanile, no? Questa è una buona difesa, il palleggio secondo me sta partendo tanto da zona 2, ha un punto rete molto spostato, non ci arriva e le compagne non lo aiutano. A questo punto penso che la centrale ha avuto un attimo, ha fatto trenino, dico io sempre, con la palleggiatrice, per questo la palleggiatrice non è riuscita ad arrivare magari. Cigana in battuta, ricezione sbagliata da parte di Zanetti che poi attacca la seconda linea, però appoggia. Attacco del centrale con un pallonetto spinto e punto numero 2 per il Fusion. Penso che abbiamo visto la prima palla attaccata dalla seconda linea, appoggiata dalla seconda linea. Tra l'altro questa ragazza Zanetti che ho avuto in selezione l'anno scorso salta tantissimo, si è vista che questa seconda linea era da un'altezza incredibile, potrebbe usare un po' di più in attacco. Ancora Cigana in battuta. Ricezione, penso, alzata molto staccata in posto 4, Conte fa quello che può, di nuovo il centrale chiamato ad attaccare, ancora Conte, palla fuori asta, Piluzzo per Arbore che chiude nei 4 metri completamente senza muro. Ci sono a volte un po' le scelte troppo forzate, magari questo è il libero che arriva completamente sulla palla incollata a rete e la centrale non alza per forza, libero, ma si potrebbe giocare più semplice. Concordo pienamente. Ancora Cigana, stavolta verso penso ricezione staccata, possono solo buttare di là una free ball, va ad appoggiare il centrale, ancora palla sul centro un po' bassa, rigiocata per Arbore e centrale che non riesce a tenere la ricostruzione. Non è facile uscire da questa situazione, le ragazze sono un po' in difficoltà, hanno perso anche un po' di fiducia, normale. Ancora Cigana in battuta, stavolta ottima la ricezione, palla ancora posto 4 e attacco che finisce dentro. Anche ha messo anche la capitana del Fusion. Vedi anche in questa situazione ricezione ben più positiva, quindi perfetta, e il centrale neanche preso in considerazione. Va in battuta il palleggio neoentrato Masiero, vediamo con questo fondamentale, batte più a terra su Laurenti, ricezione staccata, Piluzzo apre in banda per Arbore, attacco in diagonale stretta che Conte non riesce a tenere. 5-2, funziona bene il cambio palla da parte del Fusion. Di Luzio con la sua doppia salto spin e di nuovo ace. Sta veramente giocando una partita di altissimo livello. A parte qualche palleggio impreciso, direi che è stata quasi
perfetto in tutto il resto. Ancora là in battuta, vediamo se proverà a accorciare come primo dalla prima tutto braccio. Ottima la ricezione, palla ancora per Conte, palla molto spinta da parte del libero, Conte da appoggiare, palla in 4 per l'opposto, ancora di Luzio per Arbore e punto in lungolina, c'era anche invasione. Quando le cose vanno così bene, vinci 2-7 con grande distacco, ti sciogli un po' e adesso il Fusion sta giocando con grande confidenza. Penso ogni volta che la palleggiatrice del Fusion va in battuta loro staccano di 2-3 punti sicuramente. Time out da parte di Michele Minotto. Si concentra molto sulla ricezione in questo momento. Dal gesto direi che proprio sta parlando della ricezione, quindi completamente diverse ovviamente, no? le facce delle due squadre, ci sono le ragazze del Fusion sorridenti che ascoltano l'allenatore, molto concentrate, più tese le ragazze del Synergy che si rendono conto di essere in una situazione molto difficile da recuperare. Direi quello che serve in questo momento a Synergy di essere un po' più tranquille e qualche sorriso, come dicevi tu, un po' di più, ma ancora di Luzio in battuta, ottima ricezione, palla per Penso un po' staccata e attacco fuori. Questa numero 10 mi ricorda un po' Anna Piovesan, non so perché, sarà per sì, ha delle similitudini. Anche Anna ha cominciato a fare la banda in Under 16, lei sta facendo l'opposto che però lo riceve, quindi ancora di Luzio, la ricezione del libero, palla ancora per Penso, molto toccata, può solo appoggiare di là, palla per Arbore, una palla per Arbore, direi un super quasi vicino a Quick, una palla molto veloce, precisa però, sì, nulla da dire. Ma poi soprattutto con questo stacco diciamo perfetto rispetto alla rete, che le permette anche girare in parallela o diagonale come vuole, e di certo murare questa palla non è tanto facile. Ancora Di Luzio in battuta, questa volta finisce out. Conte in battuta per il Synergy, vediamo se riuscirà ad accorciare. Aiuto di Conte, ricezione difficile di Laurenti, palla che sfiora il tetto, free ball, palla in 6 per Zanetti, ben difesa, attacco adesso di Penso da posto 2, ancora un po' difficoltoso, out. Arbore in battuta per il Fusion, verso posto 1, palla che però esce, buona la lettura di Penso. Penso che Fusion abbia già analizzato molto bene i giocatori di Synergy, perché loro stanno battendo solamente sul numero 6, che ora non mi ricordo il nome, Su Zanetti e su Penso quando è in zona 1. In zona 1. Palla molto lunga, era di sicuro fuori questa battuta, ma Lagnini prende lo stesso, ace per il Synergy, ha ricevuto praticamente con un piede sulla via di fondo. Checco questa volta non chiama time out. 5-10. Ancora Favaro in battuta, ancora su Malagnini,
palla dietro per l'opposto, bell'attacco, buona difesa di Conte, Zanetti chiamata ad attaccare, contenuta dal muro, rigiocata per Laurenti, anche lei murata, bellissimo questo scambio. Bisogna fare i complimenti a queste ragazze perché hanno la capacità di fare degli scambi di altissimo livello, non ancora continui data la giovane età, ma si vedono dei momenti di grande pallavolo. Tempo per Chieco. Infatti quando Synergy riesce a trovare una ricezione un po' più diciamo un po' più costante in ricezione, poi magari giocano una palla un pochettino più preciso in palleggio e iniziano a far vedere un pallavolo diverso, sì, sono d'accordo. Invece la difficoltà di Fusion viene fuori solo nel momento che non riescono a ricevere proprio perfetto. Direi che sul contrattacco loro giocano impeccabile. Favola in battuta, ricezione molto staccata di Malagnini, salva in qualche modo ma può solo palleggiare. Appoggio, attacco del centrale, Paonetto, centrale molto attento che Mura, attacco di seconda intenzione, ancora Mura, questa volta out da parte di Zanetti, peccato, era una buona occasione per il Synergy per accorciare. La centrale del Synergy anche nei set passati aveva fatto sempre lo stesso pallonetto e non è mai andato giù. Sì, non riesce anche ad attaccare in questo momento. No. Pirolo in battuta, prima aveva fatto un ottimo break verso Zanetti, ottima ricezione, palla per Penso, ancora attacco fuori, è il terzo attacco fuori consecutivo, ha perso un po' di fiducia questa ragazza, peccato perché le alzate sono discretamente buone. Ancora Pirolo in battuta, immaginiamo sempre verso il posto 5. Palla per Zanetti, bello copertura del libero ma niente da fare. Continua la difficoltà in fase cambio palla per il Synergy. In questo momento penso che non avere l'opposto da parte di Synergy che fa fatica a attaccare sia una difficoltà. Ancora Paonetto e prende e punto da parte dell'opposto. Probabilmente si sente in ritardo e non si fida a provare ad attaccare. Infatti abbiamo visto da parte di Minotto che diceva di accelerare il braccio, sembrava. Ancora battuta di Pirolo, ancora ricezione di Zanetti, centrale, palla ancora per Zanetti e attacco però sull'asta. 15-6 per il Fusion. Chieco dà qualche indicazione a Mura al suo posto, non soddisfatto della scelta. Ancora Pirolo, ancora Penso, palla toccata, si poteva forse difendere. Buon attacco questa volta dell'attaccante l'opposto del Synergy dopo 3 errori, brava a riprendersi comunque attaccando con fiducia. 7-15, serve veramente un miracolo in questo momento per rientrare per la squadra di Minotto. Questo P4 diciamo il momento più difficoltoso per Synergy, vediamo. Ricezione di Malagnini staccata, ancora staccata, alzata per l'opposto, bella difesa di Conte a una mano, alzata del libero, in qualche modo viene difesa da Zanetti, palla bassa però
hai provato a inserire il centrale abile, anche in veramente giocata. abile questo centrale, direi. E Cigana riesce a salvare bene. Adesso va in battuta del posto Scottà. Direi che Cigana sia veramente una centrale abile, nonostante un'alzata bassa, riuscite a fare un movimento a chiudere col polso. Bellissima ricezione, ancora attacco il pallonetto e attacco di Arbor da seconda linea. Bande di Fusion magari più basse, però in questo momento più abili, più capaci di gestire meglio le alzate. Anche su questa alzata era Bassetta, attaccante in ritardo, però comunque hanno attaccato. 17-7, Coach Pinotto ferma comunque il gioco cercando di continuare ad allenare le sue atlete. Sembra che Minotto parla con la centrale riguardo al suo pallonetto, oppure fare qualche colpo un po' più lungo. Battuta di Scottà, corta, Libero capisce, riesce a salvare, attacco di Zanetti, splendido, fribollo in campo del Synergy, ancora Zanetti chiamato ad attaccare, palla toccata dal muro, difesa da Arbore e Fast in pallonetto, buona l'alzata in posto 4, ottima difesa di Malagnini, bellissimo scambio, Laurenti può solo appoggiare, ancora in controtempo il centrale, prova ad attaccare Zanetti, bravissima, palla salvata, ancora Zanetti, scambio lunghissimo, questa volta non passa l'attacco, punto per il Fusion che non lascia cadere un pallone. Ancora Scottà in battuta, ancora palla corta che si infrange sul nastro questa volta. Ricordiamo che entrambe le squadre poi continueranno il loro cammino iniziando il campionato regionale. Fusion insomma sulla carta come una delle possibili favorite. Chiama a formazione il capitano del Synergy. Cambio, esce con il numero 6 Zanetti, entra con il numero 5 Matilde Bampa. Battuta. Ricezione molto buona, attacco a 0 sempre di Cigana, bellissimo attacco, penso che sia veramente sul 90% questa ragazza oggi. Lei attacca anche le alzate non buone, basse. Laurenti in battuta, 19-8 per il Fusion. Serie di Bampa slash, bellissimo salvataggio del libero, attacco di Conte che non viene toccato. No. Ha cercato il tocco, è brava, un tocco non facile, secondo me non c'è stato, la palla non ha neanche cambiato direzione. Ancora Laurenti in battuta. Ancora una ricezione slash, facile appoggio da parte di Arbore.
Purtroppo a questo momento direi 21-8. i giocatori di Synergy hanno perso un po' di fiducia. Normale a quest'età, poi il Fusion non sta sbagliando nulla, veramente una partita senza errori. Ancora Laurenti, free ball buttata fuori. Di sicuro Minotto vorrebbe avere un terzo time out da chiamare in questo momento. Però siamo ancora a fine febbraio, quindi Minotto avrebbe ancora almeno altri 2 mesi per poter lavorare. E siamo sicuri che lo farà. Sì. Ancora Ace, ricordiamo Michele Minotto, nominato da poco come allenatore del Club Italia Centro, questa iniziativa nuova della federazione per scovare nuovi talenti. Azione di Vampa, alzata in posto 4 per Conte, attacco ancora fuori. Match point per il Fusion che meritatamente si trova nelle condizioni di poter vincere questa finale territoriale. Laurenti chiede forse il permesso di poter andare in salto spin. Salto spin, sì. Vediamo. E va in salto spin. Ricezione del libero, palla in seconda linea, la prima seconda linea della gara che però non viene attaccata, quindi palla all'arbore, free ball, vediamo quale sarà la scelta per Cigana. Murata è coperta, ma palla che finisce fuori. Vigano in battuta per il Fusion, sempre match point per il Synergy, scusate, sempre match point per il Fusion. Bellissima battuta. Ace di Vigano. Magari dovevano usare questa battuta un pochettino prima. Una battuta che passa veramente a questione di millimetri sopra il nastro. Ancora Vigano, 24-10. Battuta che esce. Fusion campione regionale del Under 16 femminile Bancagna, vincendo in maniera netta una finale territoriale per 3-0. Complimenti comunque anche al Synergy. Oggi alcune cose non sono funzionate, ma siamo sicuri che il coach Minotto lavorerà per gestire al meglio questi regionali. Nima, un tuo commento sulla partita? È un po' difficile in questo momento dire un commento, perché comunque è stata una partita a senso unico a certi versi, no? La battuta di Fusion che ha funzionato alla perfezione. Synergy non è mai riuscito a sfruttare un controattacco migliore sfruttando tutti gli attaccanti, spesso hanno giocato solo la palla alta in banda e forse fra qualche mese Synergy avrà qualcosa da dire in più, ma in questo momento la battuta e poi soprattutto direi la palleggiatrice di Fusion hanno aiutato troppo a portare avanti questa partita solo in un senso unico. Direi che sulla scelta dell'Annipino non abbiamo grossi dubbi. Deluzio ha dominato in lungo e in largo questa partita in tutti i fondamentali. Anche la centrale 33 senza dubbio, però avrà fatto 7 ace Deluzio e poi ha gestito molto bene la squadra, quindi complimenti a lei. Vi aspettiamo tra poco con l'intervista del coach vincitore e ringraziamo Nima per essere stato qui con noi.
Carlo, intanto complimenti, una finale devo dire dominata dall'inizio alla fine, molto ben preparata, avete avuto un piano partita molto chiaro e mi sembra che l'avete messo bene in atto. Soddisfatto? Allora, intanto grazie per i complimenti. Io mi sento di fare i complimenti anche al Synergy nella misura in cui le finali sono sempre con loro, ormai da qualche anno, quindi è giusto dare anche a loro il merito di arrivare comunque a una finale provinciale. Per quello che riguarda la preparazione della nostra partita, l'abbiamo preparata ieri, dopo la partita di Serie D. Sì, il piano era ben chiaro su tutti gli attaccanti e secondo me siamo riusciti a rispettarlo abbastanza bene. La battuta ci ha sorretto parecchio, all'inizio loro hanno tenuto un po' di più, poi in realtà credo che con l'andare della partita, dei set, loro abbiano perso un po' di confidence, di sicurezza nella loro ricezione, l'hanno sicuramente pagata. Poi hanno commesso molti errori, questo per noi sicuramente è stato un qualcosa che ci ha agevolato. Però sono soddisfatto delle ragazze, hanno fatto secondo me una bella partita intensa e soprattutto con attenzione, che era quello che gli avevamo chiesto. Sì, poi insomma a me ha colpito, ne parlavo prima in telecronaca con Nima, il gioco del palleggio di Luzio, che ha un bel gioco veloce, è riuscita a inserire bene anche i centrali, cosa non così scontata in Under 16. Oltre ad aver fatto molti ace, ma credo che per te questo sia un po' secondario, penso ti interessi di più come gestisce la squadra, no? Assolutamente, la battuta spin è un plus, però è vero che lei costituisce anche un break in tante partite. Detto questo, poi un palleggiatore va valutato per il palleggio. Dal punto di vista dell'estero, lei sicuramente è molto estrosa, ha una grande personalità, quindi già quando è arrivata quest'anno aveva questa indole, quindi complimenti anche agli allenatori che ha avuto prima. Abbiamo cercato di togliere via un po' di cose accessorie perché tende ad essere un po' troppo esuberante. Ci stiamo ancora lavorando, però il fatto che lei riesca a coinvolgere anche i nostri centrali sicuramente è un'arma in più e sgrava un pochettino i laterali poi dalla pressione del muro avversario. Domande che non vorresti mai sentire, obiettivi per i regionali? Per noi gli obiettivi sono sempre gli stessi, dobbiamo arrivare alla fine e dobbiamo arrivare alle finali nazionali, non è che abbiamo tante situazioni intermedie, costruiamo le squadre per questo, poi non tutti gli anni per X motivi ci riesce, però noi lavoriamo sempre con questo intento, quindi le finali nazionali per noi rimane un obiettivo importante. Carlo, complimenti ancora e allora Grazie, in bocca al lupo per le finali regionali e speriamo per quelle nazionali. Grazie mille, grazie Andrea.
Veramente fa sempre impressione vedere ragazzi così giovani giocare a un altissimo livello. Io vorrei qui con me, prima di tutto, chi ci ha ospitato, grazie innanzitutto all'Elpis Volley ed anche all'assessore Giuliana Vio, prego, direi un applauso per questa stupenda struttura che ci ha ospitato. Giulia Vio, scusate che mi è scappato Giulia Vio, se volete 5 frustate più tardi. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Porto i saluti della nostra amministrazione comunale, del sindaco Daniele Pavan. Per noi ragazzi è stato veramente un onore poter ospitare questa finale, quindi ringrazio ovviamente anche tutto il comitato della FIPAV che ovviamente ci ha chiesto la nostra struttura, quindi grazie a Eros, e vi chiederei un applauso all'Elpis, che è società che gioca in casa oggi, per il prezioso supporto nell'organizzazione di questa giornata. Grazie di cuore. Grazie Assessore, abbiamo un piccolo omaggio per lei, non scappate, non scappate. Per la vostra ospitalità e per la presenza. Grazie ancora. Ora passerei la parola a una persona importante perché è il nostro main sponsor dell'evento, il dottor Binello, direttore generale di Bancania, è qui con noi oggi. Un applauso, grazie Binello della presenza. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che è il secondo anno che noi sosteniamo il campionato femminile Under 16 della provincia di Venezia ed è sempre una soddisfazione crescente vedere la partecipazione che c'è stata tutta la giornata di oggi, ma in particolare la competizione che c'è, sana competizione che c'è tra queste ragazze che ci auguriamo di vedere a livello nazionale sempre a livelli crescenti. Noi vogliamo continuare a sostenere i giovani, le giovani in modo particolare, questo sport in modo particolare che sta crescendo in modo molto importante nella provincia di Venezia e quindi siamo veramente molto soddisfatti di vedere le ragazze con questo impegno e la partecipazione da parte di tutti voi. Grazie. Grazie dottor Binello, abbiamo anche per lei un omaggio da parte della federazione. Grazie ancora e grazie per il supporto economico, lo dobbiamo dire, che ci permette di fare tutte queste gran cose. Io direi però che passiamo alla cosa importante, che è il nostro presidente Fabio. Grazie Flavio. Allora io faccio proprio un saluto molto veloce. La giornata è stata lunghissima per tutti noi, per l'Elpis che ci ha supportato in questa lunghissima giornata. Stamattina abbiamo fatto 4 finali dei nostri campionati green, sono state 4 bellissime gare, molto combattute e abbiamo avuto gli spalti pieni, per cui siamo molto felici di questa giornata. Chiaramente ringraziamento a tutto lo staff dell'Elpis che ha organizzato tutto l'evento, un grazie ringraziamento al Comune di Meulo per questo appoggio, per questo patrocinio, per questo contributo affinché questa giornata sia stata veramente positiva per tanti punti di vista. Lo sarà sicuramente, lo è stato per tutte le ragazze che hanno partecipato a queste gare. È chiaro che per noi il contributo di Banca Agna è fondamentale, sono 2 anni che ci appoggia su questa finale, su tutto il campionato dell'Under 16 e speriamo di poterli avere con noi al nostro fianco ancora per i prossimi anni. Alle ragazze, siete state bravissime, avete fatto un campionato molto bello, complimenti al Fusion per questa vittoria, complimenti comunque pure alle ragazze della Synergy che hanno conquistato l'accesso alla fase regionale. Voi siete le nostre rappresentanti alla fase regionale, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutte le ragazze anche che non potranno partecipare perché non hanno ottenuto questo pass, e sappiate che avete l'appoggio anche loro e la spinta anche loro per poter far bene e per poter rappresentarci nel migliore dei modi nella fase regionale e speriamo anche di più, ma non diciamo niente. Grazie ancora e buon pomeriggio ancora a tutti. Grazie Fabio. Allora io vorrei adesso premiare la squadra seconda classificata e direi che ci sta un bel
No, scarse, scarsissime. Dai. Quindi? Synergy, Volley Venezia. Asia, Angelica, Sofia, Sara, Denise, Silvia, Beatrice, Giada, Martina, Milva, Alice, Aurora, Isabel, Matilde e un'altra Alice. Premi al dottor Binello. Gli allenatori, lo staff, dove sono allenatori e staff del Synergy? Allenatori, venite. Qualcuno è in ginocchio? Fate 5 in ginocchio, 4 o 5 in ginocchio, un'altra in ginocchio. Non possiamo far mettere lo sponsor in ginocchio, quindi un'altra in ginocchio, vai. Anche perché se non si alza più forte. Un'altra ancora in ginocchio, un'altra, c'è un'altra, vieni. Gamba sinistra avanti, bravissime. Gamba sinistra avanti. Bravissime ragazze e complimenti per l'accesso alla fase regionale. Un ringraziamento a quelli che senza di loro questa cosa non si poteva fare, gli arbitri del nostro incontro, prego venite, che sono Samuel Paties e Mattia Pizzato. E non è affatto facile arbitrare con la palla che viaggia così veloce, ragazzi. Avete un braccio da paura. Bravissime, complimenti. Grazie ancora ai nostri arbitri. E siamo pronti per le vincitrici del campionato di FIPAV Venezia Under 16 femminile eccellenza Vega Fusion Team Volley. Matilde, Gioia, Melissa, Sara, un'altra Sara, Marta, Gaia, un'altra Marta, Sara ancora, Marina Stella, Gioia, Clelia ed Anna. Non litigate, ce n'è per tutti, Ce n'è per tutti. E premia sempre il dottor Binello, capitano Gioia. Complimenti ragazze. Allora sedetevi un attimo al vostro posto. Allora, tornate un attimo al vostro posto perché ci manca ancora un paio di cosine e poi abbiamo finito. Sedetevi di nuovo. Sedetevi. Bravissime, brave. Guarda che educate che sono ste bimbe. Brave. Allora, abbiamo una cosa importante. L'MVP della giornata. Quindi sono tutte con gli occhi sgranati per cercare di capire chi sarà la giocatrice che vincerà il premio di miglior giocatrice MVP dell'evento. È una nero fucsia. Ladies and gentlemen. Nima, vieni qua che la premi tu per favore. Nostro ospite Nima che ha commentato la diretta streaming, nostro ex selezionatore. Sei pronto Nima? Ladies and gentlemen. Number 24, Clelia Di Luzio, numero 24.
Brava Clelia, direi un meritatissimo premio. Ferma qui Clelia, adesso vogliamo tutte le ragazze, mischiate se possibile, forza forza, venite, 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 venite. Tanto è tardissimo, puzziamo tutti uguale, non vi preoccupate. Un po' per terra, mischiatevi un pochino. Con tutto lo staff, tutti, venite tutti, venite tutti. Mescolatevi anche voi, un po' di qua e un po' di là. Allora, un bel sorriso al fotografo. Grazie ragazze, in bocca al lupo per il proseguo e un applauso enorme ai vostri genitori che vi sostengono, che vi accompagnano sempre. Per quello che riguarda noi, un arrivederci alle prossime finali e buona serata e buon rientro a casa. Grazie a tutti.